Io sulla verifica sono non tranquillo, sono tranquillissimo, tanto che oggi ho voluto renderla pubblica, insomma, la buona parte delle risposte che noi daremo. Oggi parla lui, Silvano Vernizzi, l'amministratore delegato, l'uomo, l'ingegnere, il leader di Veneto Strade, il difensore di un'impresa chiamata Pedemontana, la prima ed unica superstrada a pedaggio in Italia che, alla fine del 2018, collegherà il Vicentino alla Marca Trevigiana. 95 km da Montecchio Maggiore a Spresiano, per un costo previsto di 1.828.823.773 euro, che nel progetto esecutivo aumenteranno fino a 2.258 milioni di euro, una differenza di più di 429 milioni. La cifra in effetti lievita considerevolmente, tanto da attirare l'attenzione dei magistrati della Corte dei Conti, che chiedono un chiarimento al governo, alla Regione Veneto e ai 36 comuni interessati dal tracciato. Per tutti oggi risponde Silvano Vernizzi, che spiega come gli aumenti siano dovuti a voci come gli adeguamenti normativi per la sicurezza delle gallerie stradali o il trattamento delle acque o il recepimento delle richieste dei comuni con rotonde e sottopassi. Per quanto riguarda la movimentazione di milioni di metri cubi che passano, lambiscono e attraversano un territorio molto industrializzato, è l'ARPAV che controlla la gestione dei rifiuti e dell'inquinamento acustico e delle acque, ma la verifica della Corte dei Conti ruota attorno all'intero sistema della superstrada, dalle consulenze alle scelte di progettazione fino ai controlli antimafia. Silvano Vernizzi però ha una risposta confortante per ogni dubbio sollevato dalla Corte dei Conti. Sono domande approfondite, ma insomma noi crediamo di aver fatto il nostro mestiere nel modo dovuto e quindi risponderemo entro lunedì in massima tranquillità.